piaciuta molto la città, è una città piccolina, semplice. De Friuli mi è piaciuto tanto, voi avete tanta potenzialità turistica. Io provengo dall'Ucraina e da noi una città di 50.000 abitanti non può neanche sognare di avere tutto questo che ha Pordenone. Pordenone mi ha incontrato veramente bene, mi è piaciuto subito perché ho visto che la città è tranquilla, però con la natura bella, insomma è passato bene. La gente qui lavora con grande armonia, con tanti sorrisi. Io non ho mai visto prima tutto questo, che la gente così lavora anche con la serietà, ma intanto con tanta allegria. E quindi è una cosa che mi ha toccato veramente, che la gente sempre sorride, la gente sempre aiuta, una bella armonia veramente. E prima pensavo che la regione più bella d'Italia è Toscana e il secondo posto era a Bolzano, vicino a Trento Alto Adige. Ma adesso mi pare che Friuli Venezia Giulia è una regione più bella d'Italia perché è molto verde, è abbastanza tranquilla, però è molto attraente per i turisti perché ci sono le montagne, ci sono il mare, c'è anche agriturismo e ecologia molto, molto bella. E Pordenone è anche una città piccola, però ha una storia grande, architettura bellissima, però diciamo che è molto tranquilla, forse per la gioventù troppo tranquilla, però per me va bene. Quando sono venuta qua avevo una idea vaga della regione. Sapevo soltanto che si trova vicino a Venezia e l'Austria e Slovenia. Quindi mi sono veramente stupita quando ho visto tutte queste bellezze, sia naturali che opere umane, che state proprio nascondendo. Quindi secondo me è una regione che va promossa sia a livello nazionale che quello internazionale e mondiale. Quali possono essere le applicazioni in ambito turistico del 3D? In ambito turistico le applicazioni sono notevoli. Il 3D, cioè la stereoscopia, l'esposizione in forma stereoscopica di immagini è sicuramente un forte elemento di attrazione.
tutti, non so, i grandi acquari, i musei usano questi sistemi per avere delle piccole sale in cui le persone si siedono e possono vedere che cosa? La rappresentazione grafica, in particolare stereoscopica, quindi molto simile al vero, consente di superare tutti i limiti di spazio e di tempo e di dimensione. Io posso vedere cose di un'altra parte del mondo, quindi però come se fossi lì, proprio perché è un 3D, posso vedere cose che hanno dimensioni nano, come se io avessi una dimensione nano, e posso vedere cose che sono antiche, tipicamente le ricostruzioni archeologiche. Quindi dal punto di vista turistico è molto interessante. Come sta investendo la nostra regione per promuovere il territorio attraverso web e social network? Sta cercando di sfruttare il mondo internet e le nuove tecnologie per raccontare in maniera nuova e innovativa come si può vivere il Friuli Venezia Giulia. Come? Raccontando attraverso le emozioni. Quali le nuove coordinate economiche e sociali dell'Europa del 2013? L'Europa del 2013 deve iniziare a ragionare non pensando al 2013 al 2015, ma pensando che i ragazzi di oggi che hanno 15-20 anni sono i cittadini su cui puntare, a cui riferirsi. Quindi deve pensare a uno sviluppo e a dei modelli che concilino l'attualità con il futuro e quindi smettere di essere così miope e di tutelare eccessivamente i diritti e i modelli acquisiti finora. Cosa ne pensa di questo stage Curiosi del Territorio? Secondo lei è in linea con queste nuove coordinate che ha descritto? Beh, Curiosi del Territorio è un'opportunità incredibile, non solo per questi ragazzi di avere l'opportunità di conoscere una parte del mondo lontano da loro, l'Italia, ma per questo territorio, per il Friuli Venezia Giulia, abbiamo a disposizione 20-30 talenti che mettono a disposizione tutta la loro esperienza, il loro know-how, la loro testa e sono quindi capaci di dire come ci vedono, come vedono le nostre imprese, di progettare dei piccoli lavori per le nostre aziende visti col punto di vista dei ragazzi del mondo e quindi dei consumatori. Credo che siano un'opportunità per le aziende, per le istituzioni notevole che sarebbe un peccato non utilizzare fino in fondo. Cosa potresti consigliarci per migliorare l'accoglienza turistica? Prima di tutto di fare pubblicità in Italia e in tutto il mondo, perché è una regione molto bella, una regione che ha tante cose da mostrare, da far vedere agli italiani e ai turisti, però nessuno conosce di questa regione e questo è quello che manca. Per il Pordenone, per la gente pordenonese
un po' della vita, manca un po' della vita, perché sì, c'è la vita, ma la vita per la gente che ha 50 anni, forse 40-50, per quelli che hanno già creato una famiglia, però per quelli giovani non c'è tanto da fare, da dire la verità. Mi sembra che voi non avete la cultura di accogliere le persone. Questo forse ci manca. La cultura dell'accoglienza? Ecco. Da noi, per esempio, vedere un turista fuori non è strano, è una persona uguale. Qua, come non c'è tanto, forse vedere un turista fuori è wow, un turista, wow. Cosa potresti consigliarci per migliorare l'accoglienza turistica nella nostra regione? Venire a Madeira, venite tutti. Come ho detto oggi, ieri, al Duomo dell'Anziano dove sono io, che forse era molto interessante avere un scambio, andare persone da qua, altri posti turistici, non solo Madeira, noi abbiamo questa cultura, sono sicuro che voi andate a imparare anche qualcosa perché abbiamo tante cose in comune, il vino, cibo, le montagne, forse le persone anche, però andare anche a altri posti come Spagna per vedere come che loro fanno turismo lì, perché le persone scelgono quello posto e non questo, che cosa hanno di diverso. E questo... Fammi un esempio di cosa che potremmo apprendere noi da Madeira. Come ricevere un turista, il rapporto tra i turisti e principalmente la cosa che si vince se le persone sono insieme a promuovere una regione. Persone con diverse idee però sono insieme per promuovere l'idea, avere più sinergia tra istituzioni, tra persone, questo è quello che abbiamo noi. Una cosa che fa la promozione essere più utile. Quindi fare rete nel territorio, tu dici? Ecco, anche questo. L'aspetto del gioco, secondo noi, è fondamentale. Si imparano molte più cose giocando che molte volte a livello teorico. Vorremmo fare un gioco sull'intercultura. Ma prima di tutto vogliamo avere un capo? No, prima una donna. Questa è la nostra società dell'uguaglianza. La nostra società è dell'uguaglianza. Noi sì. non preferiamo. Non ne abbiamo. L'accoglienza delle persone che vengono da voi, la decidete voi come farla, perché l'accoglienza è un fattore culturale, per cui dobbiamo farle diventare, se volete accoglierli oppure meno, dipende da voi, se volete respingerli oppure meno, dipende da voi. Un'isola che ci piace di più a tutti quanti, sì, quella, e la rendiamo idealizzata, la facciamo... no? Sì. Vabbè, un'isola che piace a tutti quanti? Inventiamo una civiltà dove si festeggia, dove si lavora, dove si guadagna. Chi vuole l'elezione del presidente o anche di 2 presidenti o di un Parlamento? Io ho un'altra idea. Noi cancelliamo la democrazia, facciamo tutti i presidenti della nostra isola. Sì. Mi pare che sarebbe meglio cantare questa canzone perché è molto vivace. Sì, ma già che abbiamo una canzone è tanto. Ma magari non una canzone. Che canzone è? Felicità, stare nel nostro paese dei fiori e serenità. Stasera su Rai 3. Abbiamo fatto la sbotonatura dei crisantemi, che consiste in togliere tutti i bulbi intorno a quello centrale, che deve essere l'unico che rimane e diventa un fiore. Abbiamo proposto all'amministratore Giorgio Verardo di aiutare a loro per migliorare il loro sito web. Per questo con Lara abbiamo deciso di proporre nuove idee, cosa mettere sul sito. Abbiamo proposto che dovrebbero mettere sul sito come le persone dovrebbero curare i pianti, quello che comprano qua. Come ti sei trovata qui? Mi sono trovata bene, mi è piaciuto conoscere queste persone che hanno dei problemi psichiatrici e ho capito che la nostra presenza qui li aiuta a socializzare
e nella loro riabilitazione. Abbiamo accolto positivamente questa iniziativa come Cooperativa Il Seme, perché riteniamo che qualsiasi iniziativa che promuove la conoscenza, la diffusione e l'integrazione fra esperienze diverse risulta estremamente importante, ed essendo la Cooperativa Il Seme una realtà che comunque sta promuovendo l'integrazione sociale di persone con difficoltà e con disagio prevalentemente psichico, il fatto che questa esperienza innovativa possa essere portata anche fuori dal nostro territorio per noi è estremamente importante. Come hai trovato l'accoglienza qui? L'accoglienza è stata molto buona, amichevole, e anche sia la signora, la proprietaria, è stata molto amichevole con noi, ci ha spiegato tutto l'agriturismo, ci ha mostrato le diverse parti, sia anche il vigneto e anche l'agriturismo. Qua mi trovo molto bene, anche perché l'atmosfera è molto rilassata, molto amichevole, tutti che abbiamo incontrati qua erano molto gentili con noi e così ci troviamo molto bene. Cosa vi hanno fatto fare come lavoro? Come lavoro stiamo facendo una ricerca online per trovare agenzie di viaggio in Germania, in Svizzera, che potrebbero essere interessate a inserire questo agriturismo nella loro lista di alberghi di agriturismi. La vostra azienda di cosa si occupa? La nostra azienda si occupa nel settore ecologia, noi costruiamo attrezzature per la pulizia della canalizzazione qui a Pordenone. Cosa stai facendo durante questo stage? Allora, noi siamo arrivati all'azienda di Moro per far conoscere qual è il processo di produzione delle macchine, qual è l'idea di questa azienda, per vedere il processo di produzione delle macchine dentro. Guardo tutto il processo in ufficio commerciale, gli ordini, e come si spediscono i prodotti per i clienti dappertutto, dai diversi paesi. Estero. Sì, commercio estero. A dire la verità, penso che possiamo inserire questa pratica nel mio paese, perché non abbiamo quel tipo di macchina in Ucraina. Come mai avete accettato 2 stagiste dello stage Curiosi del Territorio? Per noi è importante avere un interscambio sia culturale e sia anche informativo, perché è importante che oltre alle persone che noi conosciamo, ma anche persone di diversa cultura e diversa anche modalità di lavoro, capisca come vengono gestite le aziende. E per noi è importante, perché è una base di partenza per poter in futuro dare opportunità ai giovani. Cosa avete fatto durante questi giorni di stage? Soprattutto abbiamo saputo la storia di questo bellissimo posto, che è un ristorante di alta qualità, di una storia molto lunga, di 140 anni, gestito sempre dalla stessa famiglia. Quindi abbiamo visto come si gestisce un posto del genere, che non va trascurato nessun dettaglio, partendo da come vanno messe le posate e finendo come si forniscono i prodotti. Abbiamo visto anche la cantina, abbiamo anche assaggiato un po' di vini friulani. Come ti sei trovata qui alla Primula? Molto bene, mi hanno accolto in modo molto affettuoso e poi sì, mi trovavo molto bene, soprattutto oggi perché Andrea ci ha portato ad Udine. Cosa avete comprato nel mercato di Udine? 10 kg di burro e anche diverse qualità di funghi. Come mai avete deciso di accogliere 2 curiosi del territorio? Sembrava una cosa interessante, prima perché noi facciamo parte del territorio e le nostre radici sono qui da sempre e quindi ci sembrava una cosa interessante. Penso che sia una cosa molto bella comunque portare delle persone di altri stati in giro per il Friuli per fargli conoscere veramente come siamo e non da turisti veri e propri, cioè fargli
conoscere il Friuli dal dentro, da quello che sono le persone, a quello che sono i posti, a quello che è la nostra vita. Tutto quello che io ho imparato in materie comunque scolastiche le sto vedendo attualmente reali e le sto provando. In più sto vedendo quello che forse io intendo di turismo, o forse anche tutti i partecipanti di questo corso, di questo stage, che è la comunità. Vuol dire vivere in comunità, provare e vedere il reale turismo o anche la reale vita delle città dove tu vai, perché comunque un viaggiatore è alla scoperta della vita, a parte della cultura, delle tradizioni, ma anche della vita reale della gente. Questa esperienza è molto importante per me perché io lavoro in Russia nella sfera di importazioni, quindi è sempre un lavoro con l'estero. Io importo la merce soprattutto di tutta l'Europa, però tanto dall'Italia. E per me era molto importante di conoscere questa regione perché io lavoro con tanti fornitori da Friuli, Venezia Giulia, dal nord d'Italia. E per questo io sempre volevo vedere come va la vita qua, come va l'economia, cos'altro fanno a parte della ceramica, per esempio, con chi io lavoro sempre con i fornitori della ceramica, dei mobili. E quando ho visto tutta la regione ho capito che c'è anche un vino molto buono, ci sono i mosaici molto belli che anche molto popolari in Russia, molto famosi, quindi possiamo anche fare business in questa sfera. È un'esperienza bellissima che secondo me può capitare solo una volta nella vita, di poter vivere il territorio in modo così intenso in 3 settimane. Però una cosa anche molto importante è che abbiamo fatto nuove amicizie. Abbiamo conosciuto le persone giovani da diversi paesi europei, quindi abbiamo dovuto confrontarsi con diverse culture. Quindi è una cosa che, se posso aggiungere, sì. Una cosa che rimarrà non soltanto nei nostri CV, ma anche dentro di noi. Certo, questi non sono tempi per noi in Italia, ma anche in Europa, di grandissimi entusiasmi, ma questa esperienza di 3 settimane con questi 25 giovani di 14 paesi europei, più anche Cina ed Egitto, almeno ci hanno rinforzato nella positività di dare spazio ai giovani. Ecco, questo credo che sia un primo bilancio molto, molto importante.